Se la cultura è l'anima di un popolo, il Palladio è l'anima di Vicenza. Il grande architetto ha lasciato un'impronta profonda, evidente, segnata da eleganza, equilibrio, simmetria. Se Vicenza dal 1994 è patrimonio UNESCO è grazie al maestro del classicismo cinquecentesco che ha lasciato 23 palazzi al patrimonio della città, ma anche 24 ville patrizie e ponti in legno o muratura in tutto il Veneto. Oggi la Commissione Cultura del Senato ha dato il via libera all'unanimità per dichiarare il Teatro Olimpico monumento nazionale. Un disegno di legge presentato dal vicentino Pierantonio Zanettin. È stato approvato poco fa qui al Senato, in Commissione Cultura, il disegno di legge per far dichiarare monumento nazionale il Teatro Olimpico di Vicenza. È stato approvato all'unanimità e con la procedura redigente. Questo significa che avrà un iter veloce in aula. Noi speriamo addirittura che possa essere approvato entro quest'anno. Il Teatro Olimpico, il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna, progettato nel 1580 su commissione dell'Accademia Olimpica, sodalizio di importanti personalità vicentine nell'ambito delle lettere, delle scienze e delle arti, si avvia così a diventare monumento nazionale, come era già accaduto nel 2014 per la Basilica. Un riconoscimento legittimo, una grande opportunità per rendere omaggio al Palladio, ma anche a chi ha salvaguardato il patrimonio che ci ha lasciato. Credo che in questo momento vada tributato un ringraziamento al comitato promotore e in particolare al suo animatore Vladimiro Riva, che alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Vicenza ha dedicato la gran parte della sua vita. Il via libera all'unanimità in Commissione Cultura al Senato è indice che arte e cultura mettono, come devono fare, tutti d'accordo, al di là dei colori politici. Il Teatro Olimpico merita di essere celebrato, ma monumento lo era già e di prestigio non solo nazionale, ma internazionale. Forse questo riconoscimento doveva e poteva arrivare prima. A 10 anni di distanza, dopo la Basilica, un'altra opera del Palladio verrà dichiarata monumento nazionale, a dimostrazione che il tempo è galantuomo e che, sì, è proprio vero, la cultura è l'anima di un popolo e Palladio è l'anima di Vicenza.